Signore, noi vogliamo venire ancora alla tua presenza. Vogliamo, Signore, che tu possa essere ascoltato in questa sera nella purezza della tua parola. Signore, senza niente aggiungere e senza niente togliere. Senza niente togliere. Ti preghiamo, Signore, veramente di illuminare il nostro cuore e di illuminare la nostra mente. Abbiamo bisogno di una parola fina, raffinata, Signore, purificata con il fuoco che giunga al nostro cuore, nella verità dei cieli, nella verità del nome di Gesù Cristo. E ti vogliamo ringraziare, Signore, per questo giorno. Ti vogliamo ringraziare, Signore, perché ci hai riuniti tutti insieme alla tua presenza, per adorarti e per stare in intimità con te e in intimità con i fratelli. Ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù, di istruirci, per far crescere, Signore, i nostri pensieri, per elevarli ancora più in alto di come già sono. Vogliamo, Signore, superare l'aquila, andare più in alto ancora. E vogliamo vedere, Signore, le cose come le vedi tu. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie, Signore. Restate all'impiedi. Fermi. Allora, andiamo a prendere Genesi capitolo 3, versetto 8. Allora, Genesi capitolo 3 versetto 8. Poi udirono la voce di Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero alla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dall'albero del quale ti avevo comandato di non mangiare? E l'uomo rispose: la donna che tu mi hai messo accanto, mi ha dato dall'albero e io ne ho mangiato. E l'Eterno Dio disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna rispose: il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Allora l'Eterno Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutte le bestie e fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il suo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo, e tu ferirai il suo calcagno. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze. Con doglie partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito, ed egli dominerà su di te. Poi disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendoti: non ne mangerai, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spini e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. Amen. Ho notato una cosa mentre leggevo, che il serpente mangerà la polvere e il serpente mangerà quello che i resti del nostro corpo, talmente è stato umiliato. Comunque questo non è un brano facile da tutti i giorni, perché ci sono tantissime verità bibliche, è la base di tante dottrine in tutto il mondo, e anche alcune volte mal capite, capite bene. Insomma, noi non vogliamo entrare nell'ambito di queste dottrine bellissime, tra le quali io condivido il fatto che la donna deve stare assolutamente sottomessa al marito, punto. Non ci piove. Quanti sono d'accordo con me? Perfetto, tutti i maschietti. Allora, no, vogliamo noi continuare con questo brano. Il discorso che Giovanni nei suoi miracoli, diciamo così, nelle sue manifestazioni della potenza di Dio, richiama moltissimo questo brano. Abbiamo visto già come in altre occasioni tutti i miracoli di Giovanni, e sono 7 in tutto, tutti quanti sembrano trarre un messaggio da quest'unico brano, da tutto il capitolo che riguarda il peccato di Adamo e via dicendo. Per cui
analizziamo un attimino questo brano e poi ci andiamo a collegare al sesto dei miracoli di Giovanni. Allora, l'uomo e sua moglie si nascosero alla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Questo nascondere indica la morte spirituale. Loro si sono accorti che erano nudi. E badate che questo non è una cosa irrilevante, ha molta importanza, perché vedremo che Giovanni ci stupirà con la sua parola come l'uomo cambi la prospettiva di questo. In questo caso Adamo, arrivato a un certo punto, ha mangiato dell'albero del frutto e si accorge di essere nudo. Qual è il peccato di Adamo? La disubbidienza? Sì, è la disubbidienza, però guardate che cosa dice. Chi ti ha mostrato che eri nudo? Dio non si sofferma prima sul fatto che abbia disubbidito, ma si sofferma sul fatto che lui era nudo. Quindi, come abbiamo già detto in altre occasioni, Adamo ha una rivelazione, ma non è una rivelazione positiva, è una rivelazione di sé negativa. Quello che lui vede di sé non è quello che Dio vedeva di lui. La disubbidienza ha portato in Adamo la distorsione di quello che è reale nel regno dei cieli. Amen. Ed è diventato reale nel peccato. Cioè lui si vedeva nudo, ma quella non era una verità biblica, perché anche prima era nudo. Quindi anche nei cieli era quello che era la presenza di Dio. Agli occhi di Dio noi siamo diversi molte volte di come ci vediamo noi. Certe volte noi ci nascondiamo alla presenza di Dio perché noi pensiamo che Dio non abbia occhi puri, talmente puri da poterci guardare. Il fatto che poi Dio abbia fatto delle pelli, ma non era per lui. Per lui l'uomo era perfetto così com'era. Era per mettere a suo agio l'uomo, perché l'uomo non aveva pudore in sé di farsi vedere da Dio, si vergognava di se stesso. Quindi non è tanto la disubbidienza la conseguenza di tutta la tragedia, ma quanto l'aver scoperto, come ve lo dico, aver inquinato la verità. Adamo ha inquinato una verità che era nel regno dei cieli. Dio lo amava così com'era. Lui ha inquinato quella verità con la disubbidienza, verità per cui lui non si vedeva più come lo vedeva Dio, lui si vedeva come il serpente lo vedeva, come il male lo vedeva. Errore che noi non possiamo fare, assolutamente. Noi dobbiamo guardarci come Dio ci vede. Amen? Dio alla persona accanto a te, guardati come Dio ti vede. Amen? Dio dice che sei santo, che sei puro, che sei immacolato, e non sto dicendo una fesseria. Siamo peccatori, è vero, ma Dio non vede il nostro peccato perché il peccato è stato pagato da Gesù. Noi ci facciamo gli scrupoli, certe volte è giusto che ci facciamo gli scrupoli perché magari possiamo arrivare alla conclusione che tanto Dio non ci vede con i nostri peccati e ce ne possiamo approfittare. No, amen, no, questo no. Dio chiama sempre alla santità, ma nel regno dei cieli spiritualmente noi siamo puri, santi, immacolati per il sangue di Gesù. Amen. Versetto 9 dice: allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Dio chiama l'uomo ad uscire fuori dalla sua tomba, perché lui si era messo dietro un cespuglio, ma quel cespuglio è diventato la sua tomba ed è diventata anche la tomba di tutti noi. Più avanti, versetto 11 dice: e Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dall'albero del quale ti avevo comandato di non mangiare? Se andiamo a vedere il versetto 31 del capitolo 1 dice: allora Dio vide che tutto ciò che aveva fatto era buono, così fu sera, fu mattina, sesto giorno. Tutto quello che Dio aveva fatto, Dio l'ha guardato, Dio vide. Dì alla persona accanto a te: Dio vide che era tutto buono. Adamo in quel versetto, Dio in quel versetto dice ad Adamo: chi ti ha mostrato che eri nudo? Quindi Dio vede in una determinata maniera, Adamo con la disubbidienza inizia a vedere in un altro modo, che non era più conforme alla visione di Dio. E quando le due visioni non sono conformi, c'è la fine. E infatti da quel momento in poi è stata la nostra catastrofe.
Versetto 12. Quindi la conseguenza della disubbidienza è la distorsione della verità. La conseguenza della disubbidienza è la distorsione della verità. Quando noi disubbidiamo, distorciamo la verità di Dio. Ci arrivate? Adamo ha disubbidito e ha distorto la verità di Dio. Amen? Oggi non vi sento allegri. Amen? Amen. Versetto 12. L'uomo disse: la donna che tu hai messo accanto, che tu mi hai messo accanto, mi ha dato dall'albero e io ne ho mangiato. E qua ognuno di noi inizia a pensare un po' quello che vuole. Però non è stato solo Adamo a fare quello che ha fatto. Va bene? C'è un ruolo anche da parte di Eva, che era la moglie. Amen? Quindi, per quanto ne vogliamo parlare, per quanto vogliamo prendere la Bibbia e dire è colpa di Adamo, è colpa di Adamo, in realtà non è solo colpa di Adamo. Ci ha messo la coda anche Eva. Perché? Diciamo che non c'è scritto il perché, però io immagino, insieme a voi immaginiamo quali potevano essere le cause. Suo marito non si è saputo spiegare. Quindi probabilmente non gliel'ha detto bene, stai attento che di là non dobbiamo mangiare. Può essere una conseguenza. Suo marito non ha saputo trasmettere amore per le cose di Dio, quindi ubbidire a quella parola. E un altro problema è quando l'uomo trasmette le sue insicurezze alla donna, per cui la donna di conseguenza diventa debole. Quindi è possibile che ci siano altre cause che abbiano portato Eva a non essere propenso verso suo marito, perché poi più avanti che cosa dice? Tu sarai sottomessa a tuo marito, quindi vuol dire che prima non era sottomessa a suo marito, viveva una certa libertà, ma quella libertà lei non l'ha capita. Vi voglio ricordare che l'albero fu vietato solo ad Adamo, Eva non c'era ancora. Quindi Eva è venuto dopo la proibizione, quindi era una responsabilità di Adamo informare Eva della situazione. Quindi magari l'ha informata male, non l'ha informata bene, non le ha trasmesso la gravità o l'urgenza della cosa, l'importanza della cosa. Fatto sta che anche Eva ha sbagliato. Quindi vi voglio dire una cosa sotto questo punto di vista che è importante, mariti. Guardate che voi dipendete da vostra moglie e non sto scherzando. Vi potete attaccare al tram, tutti quelli che siete sposati e tutti quelli che hanno intenzione di sposarsi. Siete ancora in tempo. Se preferite una vita libera come Paolo, io vi benedico. Se preferite una vita invece come quella di Pietro, che si doveva portare la moglie ovunque, io vi benedico pure. Amen. Però sappiate che vi siete sposati e non siete un'isola, siete una penisola attaccata all'altra penisola che è vostra moglie. Non so se lo sapete, ma Pietro quando è morto sulla croce, non è una cosa che tanto si pubblicizza, però è fonte storica, non è morto da solo, con lui c'era la moglie. E per farlo desistere dalla sua fede, cioè per fargli rinnegare Cristo, hanno preso la moglie, gliel'hanno messa davanti e gli hanno detto: o rinunci a Cristo o uccidiamo tua moglie. Pietro ha guardato negli occhi, non è biblico, però è una tradizione antichissima, risale addirittura al III secolo. Pietro ha guardato negli occhi sua moglie e quella tradizione ci dice che gli ha detto: ricordati di Gesù. Alla moglie gli ha detto: ricordati di Gesù. Non ha rinnegato Cristo e ha incoraggiato sua moglie a morire con dignità. Bellissimo. Quindi non ci mettete allo stretto, non mi mettete allo stretto, io sceglierò sempre Gesù, perché so che mia moglie la incontrerò di nuovo in cielo. Amen. Però, mi raccomando, moglie e marito devono essere una sola cosa, un solo sentimento, un solo cuore, perché sennò succede quello che è successo all'inizio, con Adamo ed Eva. Non erano per niente d'accordo. Comunque poi si sono trovati d'accordo nel mangiare il frutto. Quindi la donna deve essere qual è la responsabilità della donna in questo caso? Che a prescindere dalle follie del marito,
A prescindere dalle follie che aveva Adamo, la donna doveva essere fedele a Dio, punto. A prescindere. Ecco dove sta la responsabilità di Eva, perché Eva, nonostante tutto, lei conosceva Dio, l'aveva visto, doveva restare fedele a Dio. Quindi la donna deve comunque ascoltare la voce di Dio e non la voce del serpente. La sua saggezza produrrà saggezza nel marito. Donne, è arrivato l'arrotino. Se siete sagge, trasmetterete saggezza ai vostri mariti. Se siete folli, trasmetterete follia ai vostri mariti. Amen? E chi vuole un marito folle? Nessuno. Quindi, versetto 19, e analizziamo l'ultimo passo di questo brano. Mangerai il pane con sudore, col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto. Poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. Quindi Dio ribadisce un altro concetto, che non c'è solo una morte spirituale, ma c'è anche una morte fisica. Ora qua ci sono anche tante teorie, tante diciamo così, teologie, non ci interessano. Qualcuno pensa che nel momento in cui furono creati Adamo ed Eva erano immortali. Qualcuno dice invece che dovevano passare un periodo e andare direttamente in cielo. Non ci interessa. Noi sappiamo che qui Dio ribadisce il fatto che l'uomo non solo è morto spiritualmente, ma quella morte lo porterà anche a diventare polvere di nuovo. Cioè, quindi, spiritualmente significa che non tenderà più per il cielo, ma tenderà per le cose della terra. Andiamo a leggere Giovanni, capitolo 11, dal versetto 17. Arrivato dunque Gesù, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, e molti giudei erano venuti da Maria e Marta per consolarle del loro fratello. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno. E Gesù gli disse: io sono la risurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai per l'eternità. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. E detto questo andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il maestro è qui e ti chiama. Appena udito ciò, ella si alzò di fretta e venne da lui. Or Gesù non era ancora giunto al villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono dicendo: ella se ne va al sepolcro per piangere là. Appena Maria giunse al luogo in cui si trovava Gesù e lo vide, gli si gettò ai piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, come vide che lei e i giudei che erano venuti con lei piangevano, fremé nello spirito e si turbò. E disse: dove l'avete posto? Essi gli dissero: Signore, vieni e vedi. Gesù pianse. Dissero allora i giudei: vedi come l'amava. Ma alcuni di loro dissero: non poteva costui che apriva gli occhi ai ciechi far sì che questi non morisse? Perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Or questa era una grotta davanti alla quale era stata posta una pietra. Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza, poiché è morto da 4 giorni. Gesù gli disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzato gli occhi al Padre, disse: Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. E detto questo gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Allora il morto uscì con le mani e i piedi legati con fasce e con la faccia avvolta in un asciugatoio. Gesù disse loro: sceglietelo e lasciatelo andare. Amen.
fino a qua, lunga. Lo so, non ho avuto tempo di togliere versetti che non mi interessavano, però bello. È toccante soprattutto dove dice Gesù pianse. Non si vede da nessuna parte una cosa di questo genere, in tutti i Vangeli, solo qui Gesù piange. E manifesta qualcosa dentro di lui esternamente, forse perché voleva mandare un messaggio diverso, forse perché voleva intenerire i cuori, voleva portare le persone ad una attitudine diversa nei suoi riguardi, ma lui pianse. E certe volte invece noi siamo duri, manco ci esce una lacrimina. Quindi versetto 21, Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Dillo alla persona accanto a te: Dio te lo darà. Dio te lo darà. Amen. Amen. Dio te lo darà. Quanto è importante l'attitudine della donna. Mentre in Eva abbiamo visto che era completamente fuorviata, sedotta dal diavolo, qua vediamo una donna invece che vede il suo maestro e dice: sì, io credo che tu lo puoi fare. Cioè questa donna dice: ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. E guardate che più avanti invece pare che un pochino traballi questa fede, verso la fine del capitolo, ma anche subito dopo. Però lei era convinta di una questione: Dio te lo darà, Dio è con te, Dio lo può fare. Vedete quanto è importante l'attitudine di quella donna, come è stato traumatico l'attitudine di Eva e come è edificante l'attitudine di Marta. Marta era? Maria, Marta. Quanto è importante che una donna vada verso il suo maestro e gli dice: io mi fido di te. Donne, alziamo la mano. Donne sposate soprattutto, rivolgetevi a vostro marito e dite: mi fido di te. In fede quelli che hanno i mariti lontano, mi fido di te. Non è una fesseria, guardate che Dio ha creato Adamo ed Eva, ma nel suo pensiero c'era che ad Eva si doveva fidare del marito. Quello era il suo piano, il suo principio. Non era che Adamo doveva soggiogare la moglie, non era così in principio, è venuto dopo il peccato questa maledizione per la donna. Ma non era così in principio era che la donna non doveva ascoltare la voce del serpente, ma doveva ascoltare la voce del marito. Questo vuol dire che il marito non era un bravo seduttore. Se è stato bravo il serpente a sedurla, no. Questo significa che non si è fidato tanto del marito. Secondo me è questo, va. Perché tutt'oggi noi vediamo questo nelle famiglie, che la donna non si fida del marito e quindi deve fare di testa sua. Invece ci vuole un accordo perfetto, che si basa sulla fiducia perfetta. Un giorno noi saremo la sposa di Cristo e noi ci stiamo fidando di Cristo. Amen, in noi c'è fiducia e obbedienza. Noi siamo la nuova? Noi siamo la nuova? Noi siamo la nuova Eva. Se Cristo è il nuovo Adamo, noi siamo la nuova Eva. Maria può essere un'immagine della nuova Eva, della Chiesa. Marta può essere un'immagine della nuova Chiesa. Ma siamo noi la nuova Eva, amen. Siamo noi la nuova sposa di Cristo. Noi sostituiremo Eva. Amen. Gloria a Dio. Quindi andiamo avanti, andiamo a leggere versetto 37. Ma alcuni di loro dissero: non poteva costui che aprì gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Di quale cieco parlava? Del cieco nato. Furono tutti testimoni di quella potenza. E allora loro stanno facendo la parte del serpente. Il serpente mette sempre il dubbio. Ed erano tanti che dicevano questa cosa e volevano insinuare nei presenti che lui ha fallito nella sua missione. Mentre c'era qualcuno che diceva veramente lo amava, questi si sono fatti muovere dal nemico e hanno detto: ma non lo poteva salvare, ma se veniva prima non lo poteva
non lo poteva guarire. Ricordatevi che è più grande, abbiamo detto che più grande è la prova, più gloriosa la vittoria. Più grande è la tentazione, più gloriosa è la vittoria. In questo caso è un miracolo eccezionale, perché un uomo che viene risuscitato, nella Bibbia ce ne sono tanti, ma un uomo che viene risuscitato dopo 4 giorni è unico e solo. E la prossima volta parleremo del miracolo invece della resurrezione di Gesù, che supera questo miracolo, in quanto chi ordina la resurrezione è colui che è morto. Però basta, fermiamoci qua, se no mi faccio la predica per il prossimo sabato e finiamo tardissimo. Poi Gesù disse: togliete la pietra. Ora, uno che è capace di portare alla vita un morto dopo 4 giorni, che è capace di ridare la vista a un cieco nato, cioè che non ha mai avuto luce, non ha mai avuto la sensazione della luce, la sensazione dei colori, ma non ci potevi dire alla pietra: spostati. Eppure Gesù in alcuni brani dice: se anche questi tacessero, le pietre parlerebbero. No? Quindi Gesù aveva la capacità di muovere la pietra e di farla pure parlare se voleva. Perché gli ha detto togliete la pietra? Perché come nel principio ci fu un atto di disubbidienza da parte di Adamo, in questo miracolo Dio vuole una parte nostra di ubbidienza. Quindi questi qua hanno spostato la pietra per ubbidienza, hanno fatto il contrario di quello che ha fatto Adamo. Adamo ha disubbidito alla voce di Dio, mentre loro stanno ubbidendo alla voce di Dio. Vedete come tutto quadra, va tutto nella norma. Ci vuole un'attitudine da parte della donna verso il suo maestro, che sia quella giusta, cioè che Dio può. Ci vuole mettere a tacere il nemico e ci vuole che chi deve lavorare lavori in ubbidienza alla parola di Dio. Amen. Se no il miracolo poteva avvenire? No. Non poteva avvenire. Se non c'è ubbidienza non avvengono miracoli. Rassegnatevi. Dì alla persona accanto a te: se non c'è ubbidienza, niente miracoli. E quando noi non vediamo nella nostra vita, non dico splendore, perché ieri abbiamo parlato anche della lettera di Pietro, vi ricordate? Dove Pietro un pochino elogia il fatto della sofferenza, come dico, va, Gesù ha sofferto e che fa? Noi ce ne vogliamo sparagnare la strada? No. Però se nella nostra vita non c'è quella pace necessaria, quella tranquillità, quella serenità mentale, vuol dire che in noi c'è qualche cosa che non quadra benissimo, vuol dire che c'è una pietra da spostare nella nostra vita ancora. Se no, a voglia, il morto là è e là resta. Amen. Andiamo avanti. E detto questo gridò a Lazzaro, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. E qua c'è un parallelo con Genesi 3, versetto 9, dove Dio gli disse: dove sei? In un certo senso diceva: esci fuori. Dove sei? Ad Adamo. Ma siccome Adamo aveva agito in disubbidienza, Adamo era morto. Mentre qua noi vediamo che siccome c'è stato un atto di ubbidienza da parte di quelli che dovevano spostare la pietra, appena Gesù ha gridato esci fuori, Lazzaro esci fuori, Lazzaro è uscito fuori. Lazzaro è uscito fuori, ha obbedito alla voce di Dio, ha sentito, non si è vergognato del suo stato. Mentre Adamo si è vergognato di essere nudo, Lazzaro non si è vergognato della sua condizione, cioè lui era rivestito di morte, non era morto, attenzione, era rivestito di morte. E ora ci arriviamo, perché al versetto 44 dice: Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Era vestito di morte, aveva le bende e il sudario sul volto. Secondo voi, sotto quelle bende, sotto quel sudario, che cosa c'era? E tra Lazzaro e queste bende, che cosa c'era? Era nudo. È ritornato come doveva essere tutto all'inizio. Adamo doveva vivere questa vita serena. Ora non vi voglio tutti nudi, mi sconvolgerei la vita io. Va bene?
Non è questo il messaggio. Il messaggio è che quello che doveva essere in principio, Dio lo ha la sua intenzione era di riportarlo come era in principio, cioè togliere le bende di morte che si era messo Adamo, ma non con le foglie, con le pelli. Va bene, anche se quello prefigura il messaggio che Gesù sarebbe morto per l'umanità, ma in realtà loro si erano vestiti di qualcosa di morto. Adamo ed Eva erano vestiti di qualcosa che era morto. E Lazzaro si è spogliato di qualcosa che era morto. Le bende, io penso che quelle bende abbiano assorbito comunque la morte di 4 giorni. Il marciume di 4 giorni poi Gesù ha ricostruito la carne di Adamo, ma le bende erano quello che erano figure di morte, punto, non ci piove. Egli ha dovuto dire: toglietegli le bende di morte. Certo, sicuramente poi l'avranno coperto, senza dubbio, ma intanto tra lui e le bende c'era la nudità. Dio voleva riportare tutto nell'ordine, e vedrete che anche Gesù, quando è risuscitato, era nudo. Non c'è scritto così, ma c'è scritto così, perché hanno trovato il sudario piegato. Poi non è apparso nudo ai suoi, perché era ovvio che la morale, diciamo così, Cristo segue i nostri standard, diciamo, non segue i suoi standard, ma il messaggio era quello che ognuno di noi, un giorno noi lasceremo tutto, le nostre carni si decomporranno, ma i nostri vestiti resteranno qua. Non lo so in cielo come saremo. Spero che sarà un posto talmente bello che manco ci faremo caso se avremo messo la cravatta o il papillon. Però il concetto è questo: Dio vuole riportare tutto secondo... Ma la nudità non è una nudità fisica, la nudità è spogliarsi dalla mentalità vecchia che abbiamo, dalla morte che abbiamo nella mente, da quella morte che abbiamo recuperato da Adamo. Il concetto è quello che noi dobbiamo proclamare, qualcosa che è glorioso, talmente glorioso che certe volte neanche noi lo capiamo, e in alcuni aspetti addirittura lo rifiutiamo, perché è talmente strano per questo mondo arrivare a certe conclusioni che tu dici: non può essere, io non posso proclamare questa cosa. Ma in realtà è così. Dio vuole che l'uomo ritorni come era nel principio, come era Adamo. Noi dobbiamo essere così in Cristo. Ecco perché Gesù è il nuovo Adamo, perché Gesù ha preso quel vecchio Adamo, ha creato un ponte tra quell'Adamo e lui e ha cancellato tutto quel pezzo della storia che non andava. Ha fatto sì che tutto quel pezzo della storia fosse qualcosa che era nel passato inesistente. Lui ha stabilito una nuova opera in noi e noi la dobbiamo portare a termine. Quell'opera magnifica e gloriosa che Dio ha messo nella nostra vita. Noi siamo usciti da quella tomba. E nonostante noi siamo usciti da quella tomba, certe volte ancora abbiamo il coraggio di avere le bende addosso, di non essere liberi. Lazzaro, guardate che dice così: Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare, perché se non si scioglie da uno dalla morte può essere vivo. È uscito dalla tomba in ubbidienza, tutto perfetto. Ma se non ti togli le bende di dosso, tu sei vivo sì, ma sei immobile. Quindi se non cambi la mentalità del regno delle tenebre al regno di Dio, tu sei fermo. Un giorno sarai in paradiso, ma sei inattivo in questo mondo. Amen. Questa è un'immagine di quello che Gesù, perché non è ancora la realtà in questo momento, in questo preciso punto della storia. Questa ancora non è realtà. È una dimostrazione di quello che avverrà da lì a pochi giorni. Amen. Perché alla fine Lazzaro, diciamo così, era nudo quando ha tolto le bende? Perché ancora non c'era il vestito pronto. Ancora doveva scendere lo Spirito Santo, quel nuovo abito che sostituiva l'abito di morte. Ma questo è un altro discorso. In questo momento Dio ci vuole dire una cosa: che nonostante siamo usciti fuori dalla tomba, noi abbiamo la necessità di togliere le cose vecchie, le cose morte dalla nostra vita. Questa notte ho fatto un sogno che era sconvolgente e c'eravate tutti voi, ma non è un bel sogno, non ve lo racconto, perché certe volte noi ci facciamo ammaliare da sciocchezze, da cose che
il serpente all'ultimo che ci disse: ma mangia, ma tale che puleto. Cioè, con tutte le bellezze che ci potevano essere in quel momento, in quel benedetto paradiso terrestre, quella si va a fissare là, solo perché quell'altro ci disse: no, ma guardalo, probabilmente chissà quante volte è passato sotto quell'albero e non ci ha fatto mai caso. Eppure una piccola vocina ha messo in dubbio la parola di Dio, ha fatto scattare il meccanismo della disubbidienza, perché guardate che la tentazione, e penso che sarete d'accordo con me, non è ancora peccato. Il diavolo ti può parlare. Ci siete? Il diavolo ci può parlare, è con voce angelica. Il diavolo ti può dire tante belle cose, però ancora non è peccato. Ancora non sei caduta nel peccato. Gesù ha ricevuto un messaggio bellissimo mentre era alla fine dei 40 giorni nel deserto. Il messaggio bellissimo, stupendo. Secondo me non c'è un messaggio più bello. Guarda tutti i regni della terra, tutti i tuoi. Guardali, arricchiati l'occhio. No? Ma Gesù ha ascoltatelo. Meno male che ha distinto la voce del diavolo. Meno male. Ci siete? O anche quando abbiamo fame, ma Gesù ci dice: ma guarda, ma di a queste pietre che diventino pane. No? E Gesù ha risposto: no, non si vive di questo pane, si vive del cielo, del pane del cielo, della parola di Dio. Quindi vedete che il diavolo ci può parlare, è normale che il diavolo ti parla. E siccome noi non siamo Gesù, cioè quindi noi non siamo perfettamente uniti al Padre, può capitare che noi scambiamo, ma può capitare, ma perché pensare di no? Può capitare che noi scambiamo, l'importante è non andare appresso a quella voce. Quello è fondamentale. Perché se l'ha sentita Gesù la voce del diavolo, vuoi che non la sentiamo noi? A voglia. L'importante è come facciamo a distinguere noi quando è la voce del diavolo e quando non è la voce del diavolo. E non mi stancherò mai di dirla, perché deve coincidere con la parola del pastore. Con la parola? Con la parola? Con la parola? Ah, meno male. Con la parola di Dio. Paolo una volta ha scritto in una lettera: se viene un angelo dal cielo e vi proclama qualcosa di diverso di quello che vi ho detto, non dategli retta. E poi ho detto un'altra cosa più importante secondo me: ma se anche io vi dovessi dire una cosa diversa, prendetemi per anatema. Quindi questa è la verità, la parola di Dio, punto. Amen. Quindi la parola di Dio ci sta dicendo oggi che noi abbiamo ubbidito, e io sento questo, che noi siamo in ubbidienza, che noi abbiamo rotolato la pietra, che Gesù ha detto ne esce fuori. E noi abbiamo ubbidito a questa parola, amen? Amen. Hai ubbidito a questa parola? Amen. E poi le bende te le sei tolte? Dobbiamo toglierci queste bende, basta, e ci dobbiamo rivestire dello Spirito Santo. Nudi non dobbiamo restare, dobbiamo mettere quell'abito splendido, anche perché se voi ci fate caso, anche la sposa di Cristo non è nuda, è vestita di splendide vesti. E per quanto qualcuno non afferra la cosa, quella sposa ha anche gli orecchini, la corona, le collane, un abito splendente, adorna per le feste. Amen. Quindi dobbiamo toglierci le bende delle vecchie cose. Va bene? Magari qualcuno le bende se le è tolte, ma ancora ha il sudario nella faccia, perché si vergogna di farsi vedere. La mattina vi ho sempre detto che dobbiamo far coincidere la parola nostra, diciamo così, con la parola di Dio. Dio come ti vede? Bella? Ti metti davanti allo specchio e dici: sono bella. Lo so, lo specchio si ribella, lo so, però non è lo specchio che ha ragione Dio. Dio ti vede bella e tu sei bella. Metti a tacere lo specchio e ci dici: bugiardo, Dio ha ragione, io sono bella. Amen. Io tutte le mattine lo faccio.
Ma è importante, è vero, bisogna che se noi non ci amiamo, ma come facciamo ad amare gli altri? Gesù ci dice, ama il prossimo tuo come? Sì, ma appunto, infatti amiamo gli altri come amiamo noi stessi. Noi non ci amiamo e non amiamo gli altri. È normale. Quindi per amare gli altri bisogna amare se stessi. Amen? E poi dice ama al prossimo tuo come te stesso, ama il Signore con tutte le tue forze. Però in un altro brano il Signore ci dice come fai ad amare colui che non ami, che non vedi, se non ami colui che vedi. Quindi è tutta una catena, è tutta una conseguenza. Il principio dell'amore deve essere in noi stessi, cioè dobbiamo obbedire alla parola di Dio e amarci. Va bene, se hai bisogno del rossetto, comprati il rossetto. Se hai bisogno di truccarti un pochino, fallo, non ti scandare. Tuo marito ne godrà. Viceversa, non fate come me oggi che sono senza barba fatta, manco io mi posso vedere. Però se che la presenza di Dio va bene così, sono bello uguale. E ne sono convinto, Non è che... Va bene, se intanto salite sul palco che iniziamo a pregare. Un applauso, se è per Gesù, più forte questo applauso. C'è un presente che vuole prendere la responsabilità, la libertà, aspetta, interrogazione. Chi se la sente di fare la preghiera finale? Gloria al tuo santo nome, Gesù. Grazie. Gloria a te, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù, per questa parola che ci hai dato questa sera, Padre nostro. E fa, Padre nostro, che col tuo aiuto, Padre nostro, noi ci spogliamo, Padre nostro, di tutte le cose vecchie, del nostro vecchio uomo, Padre nostro. E fa, Padre nostro, che siamo una nuova creatura, una creatura, Padre nostro, che sia ravvivata in te, Padre nostro, che siamo una creatura costruita su te, Padre nostro, che sei e devi essere la roccia della nostra vita, Padre nostro. Noi ti abbiamo riconosciuto come nostro personale Salvatore, Padre nostro, e oggi ti rinnoviamo, Padre nostro, questo, Padre nostro. Fa, Padre nostro, che rimani sempre con noi, che il tuo Spirito Santo sia sempre con noi, che ogni nostra scelta sia guidata da te, Padre nostro, perché, Padre nostro, ogni progetto nella nostra vita che sia tuo è già benedetto, Padre nostro. Ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato e per questa parola, Padre nostro. Grazie, Padre nostro, di tutto, Padre nostro. E soprattutto fai che noi siamo la nuova Eva, Padre nostro, la tua sposa, Padre nostro, che siamo pronti, Padre nostro, a te, Padre nostro, al tuo ritorno, Gesù. Tutto questo, Padre nostro, te lo chiediamo nel nome del tuo figliolo Gesù, per i meriti del tuo figliolo Gesù, nel nome di Gesù. Grazie, Padre nostro, che è il benedetto in eterno. Amen. Grazie, Gesù. Gloria al tuo santo nome, Gesù. Gloria a te, Gesù. Alleluia, alleluia. Gloria a te, Gesù. Gloria a Dio, gloria a Dio. Gloria al tuo santo nome, Gesù. Alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Gloria a te, Gesù. Alleluia, gloria a te, Gesù. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Sento un'altra cosa nel cuore. Il diavolo si nutre della polvere della terra, si nutre della nostra morte. Ma Lazzaro è stato risuscitato, ha avuto l'inversione, la polvere è diventata carne. E questo è glorioso perché il diavolo non ha niente di cui più nutrirsi. Amen, amen. Se tu sei risorto, il diavolo non può più nutrirsi delle tue ceneri. Amen, gloria a te, Signore. Luce del mondo, manda la tua luce. Ogni sepolcro riempi con la tua vita. Apri il nostro cuore